Chi l'ha vista ha tentato comunque di aiutare, praticando il massaggio cardiaco nell'immediatezza, chiamando i soccorsi. Né i vicini di casa né gli operatori del SUEM 118, arrivati con tempestività sul posto, sono riusciti però a salvare la vita di Anna Maria Broda, 43 anni, mamma di 2 figli, una bimba di 10 e un bimbo di 8. La donna, dopo aver accusato un malore, probabilmente un infarto, si è accasciata a terra mentre usciva dalla sua abitazione di via 30 Aprile a Caerano San Marco. La tragedia verso l'1 del pomeriggio, la donna si stava recando al lavoro al comando di polizia locale di Montebelluna, dove era arrivata nel 2019 e subito si era distinta per dedizione e professionalità. Increduli e addolorati, dice il comandante della polizia locale Paolo Scarpa, fatica a trovare le parole il sindaco Adalberto Bordin. Anna Maria aveva la mia età, l'ultima volta ovviamente l'ho vista l'altro giorno perché era impegnata con gli altri colleghi della polizia locale qui per il passaggio della fiamma olimpica, quindi in un momento di festa. Dopo qualche tempo, insomma, per qualsiasi comune siamo tutti una famiglia, quindi sono veramente scosso da questa tragedia. Lutto anche tra i volontari di protezione civile che hanno dovuto recuperare il corpo esanime della donna. Collaboravamo sempre con lei, è un grande dolore, dice il presidente Antonio Netto. In via 30 Aprile, nell'immediatezza della tragedia, sono arrivati i carabinieri, la polizia locale e la stessa sindaca di Caerano, Francesca Altin, che ha parlato con la madre di Anna Maria. Il padre da qualche giorno è ricoverato in ospedale. Mi hanno detto che in questi giorni stava facendo dei controlli. Qualcosa, forse era già successo un altro svenimento e aveva pochi giorni fa fatto dei controlli proprio in ospedale. Nulla però che potesse far presagire un epilogo del genere. Anna Maria, che era anche catechista, era una persona dinamica ed energica. Mi hanno detto che era appena rientrata dalla corsa, era andata a correre, fatta la doccia e partiva per andare a lavoro. Anna Maria Broda lascia anche i genitori con cui viveva insieme, accanto ai figlioletti, entrambi allievi alle scuole elementari. A loro va ora il pensiero di tutti. Veramente è un dolore enorme, scusatemi, non è facile. Un abbraccio ai familiari con tutto il nostro cuore.